Il 28 settembre del 43 si vegliano le russe e ci subino fuori il balcone di Madre. Uomini, femmine, vecchie, qualcuno che sapeva la storia malamente e qualcuno che non sapeva niente, sapeva lo stesso quello che avevano fatto. Napoli non può scordare, ma quando daremo a noi? Il 28 settembre del 43, l'uomo era sindaco che abbiamo imparato il mondo a sanità, l'accompagnamento faceva la Italia, io ci inizio a cantare, la penna, fatienda, carognone, la penna, strillava, correva, sparava e moriva senza sapere la libertà senza discorso, comizia e bandiera. Bisogna libertare la pecora e il lupo, bisogna libertare l'uomo che non si era abbandonato ancora, una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non può scordare. Il 28 settembre del 43 il popolo napolitano combatteva per cancellare 100 anni Lazzarone e Lazzarunata, Franceschella e Franceschellata, Polocinella, Tarantella, Vermicella e Colombina, feste, forche e farine e tutte sti cazzate che l'avevano inguaiata. Napoli non può scordare. Il 28 settembre del 43 il popolo napolitano combatteva e moriva per scrivere in la storia finalmente 4 pagine tutto con lo stesso nome. Dignità. Napoli non può scordare.